La pagina evangelica ci riporta alla casa dell'ultima cena, dove anche Gesù sperimenta la tristezza del tradimento e della morte. Tutti sono tristi, percepiscono che qualcosa di terribile ha toccato la loro vita. Gesù sperimenta l'abisso del male e dell'iniquità, assapora il boccone amaro del serpente antico, che oppose la creatura a Dio e le creature tra loro. È il mistero dell'iniquità che Gesù manifesta ai Suoi, dicendo: «Colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno». Non nasconde il dolore lancinante. È il lamento di un uomo ferito dal suo simile, da un amico in cui confidava. Redime così il dramma dell'uomo che da amico diventa aggressore del proprio fratello. Gesù così infonde la luce dell'amore nel mistero del male. Marco, Valerio e Davide sono nelle mani di Dio e con questa Eucaristia noi li consegniamo alla loro ultima dimora terrena. Nel suo discorso d'addio Gesù indica nell'amore e nel servizio la vera vittoria, la vera gloria, il vero esito vittorioso della vita. Servire i fratelli, tutelare il bene comune, significa partecipare all'edificazione dei valori del Regno. Gesù aveva proprio ricordato ai Suoi discepoli: «Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore». Questi umili servitori, questi fedeli servitori, ora li vogliamo pensare nella casa del Padre. La vittoria sul mondo e sul male è anche l'amore di chi serve la patria, cioè il prossimo, garantendo la giustizia, il bene comune, la stabilità delle istituzioni, preposte a custodire nell'ordine e nell'armonia la comunità umana. La via della conversione diviene così la strada per una riconciliazione sociale che esige un equilibrio